Prima riga in ginocchio, seconda riga avanzare, mettere la bincia, spostiere, girare, aprire il focone, fuoco! La prima riga sparava, passava dietro a prendere gli altri e con 9 righe si riusciva a sparare raffiche continue. Originari uomini di Nagro, venite alla vigilia al solito luogo, al Monte di Pietà. Originari uomini di Nagro, venite alla vigilia al solito luogo, avanti forestieri. E poi vengono giù Conte Carlo Camiglio Provallo, capitano di Valle Camonica. Giovanni Battista Appiano Vicario. Approvato questo mandato dal sindaco e dai deputati pubblici della Spettabile Valle. Comanda a tutti i comuni e loro consoli e soldati che debbano eseguire l'infrascritto mandato dell'illustrissimo provveditore sotto le pene in esso contenute, avvertendo di mostrare ogni prontezza sicché non incorrano nelle pene, le quali saranno irremissibili, ma anche per l'onore della patria. Il mandato che ci viene dato è questo. Giovanni Battista Basadonna, provveditore di Valle Camonica. Comandiamo a tutti i consoli delle terre, dal Cidevolo in giù, di questa valle, dove sono descritti soldati d'ordinanza che si debbano ritrovare per l'ultima domenica del corrente mese, che sarà alle 25, alle ore 15 nella terra del Breno, con l'arme all'ordine e nette, per fare in detta terra una mostra alla presenza nostra. Che i consoli portino la nota dei nomi dei soldati, con la pena di 28 soldi per ogni assente, e a quelli che mancassero si applichino le ordinarie pene di bando, corda e galera ed altra pena ad arbitrio nostro. Firmato Giovanni Battista Basadonna, provveditore. Arresto fanteria. Momento! Come una moneta uguale a tutti gli altri soldati? Non merito forse qualcosa di più come caporale per il mio grado? Non mi ricordo. Cosa volete dire con questo? Che forse io valgo meno di Battista? Perché tu osi mettere tutto il valore mio sulla battaglia, a me manca poco per buttarti per terra, Buoni.